Noi abbiamo analizzato le carte e abbiamo notato che c'era questa incongruenza, diciamo, tra lo sviluppo dell'attività autorizzata e quella che realmente si vedeva sul territorio. Per questi cittadini non tornano i conti qui in via Croce al confine tra i comuni di Preganziolo e Mogliano. L'azienda Bonaventura, specializzata nel recupero e riciclo di materiali ferroviari, già nel 2020 ha chiesto alla provincia di Treviso di poter ampliare la propria attività. Un progetto che deve essere valutato anche dal comune, che inizialmente era orientato positivamente, ma poi a seguito delle osservazioni da parte dei cittadini non solo non approva il progetto, ma ha intimato l'azienda di liberare questo terreno agricolo diventato deposito a cielo aperto, con il risultato che il caso è finito davanti al Tribunale amministrativo del Veneto. Il comune di Mogliano Veneto aveva emanato un'ordinanza di sgombero e ripristino e successivamente l'azienda aveva presentato ricorso al TAR. Ora il TAR si è pronunciato, l'insediamento è ritenuto non adeguato, non autorizzato e in parte abusivo. Soddisfazione da parte del comitato di cittadini, ma anche dall'intero quartiere di Zerman, che a giorni discuterà il caso. Personalmente come presidente la trovo una cosa molto ma molto positiva. Riunirò sicuramente il consiglio per avere un'opinione un po' di tutti. Da parte sua l'azienda sottolinea come sia stato bloccato un investimento di 3 milioni di euro con l'assunzione di 10 persone per un piano territoriale non aggiornato. Inoltre fa sapere che c'è stato un incontro tra la cittadinanza e i progettisti che hanno sottolineato come molti trattamenti ipotizzati tipo l'amianto non saranno trattati. Tutto questo finirà ora in provincia già la prossima settimana. È per venerdì 26 in provincia, dove ci sarà al tavolo l'azienda stessa con la provincia, i due comuni di Mogliano Veneto e di Preganziol, l'ARPAV, la CAV perché qui passa il passante e altri enti per analizzare il progetto. Chiaramente dovranno tenere in considerazione di quella che è stata la pronuncia del TAR di questa settimana. Dal comitato ribadiscono di non essere contro alla Bonaventura come azienda. Non è che siamo contrari al trattamento e al riciclo e al riuso dei rifiuti, semplicemente che non si può fare a ridosso delle nostre abitazioni e che non si può fare in un corridoio ecologico, ma ci sono, con tutti i capannoni abbandonati nella regione Veneto, altri siti che sono molto più adeguati.